Allora, benvenuti a tutti in queste giornate di lavoro. Io mi presento, sono D'Urso Cosima Damiana, sono innanzitutto una neuropsichiatra infantile e poi il direttore dell'unità complessa Infanzia, Adolescenza e Famiglia e consultore dell'Alta Padovana, cioè di Campo San Piero e Cittadella. Do un benvenuto ai partecipanti e ai relatori, che ringrazio moltissimo per la generosità che hanno avuto e con cui hanno accolto il nostro invito a partecipare a questo convegno. In modo particolare la dottoressa Mirella Baldassarre, che è una didatta docente di psicoterapia psicoanalitica, direttore del Centro di Italiano di Disturbi della Personalità di Roma e Padova, perché ha reso possibile la presenza di illustri ospiti stranieri e che con la sua passione e entusiasmo ha spinto noi in questa avventura. Do la parola al direttore dei servizi sociali, sociosanitari della nostra USL, della USL 6 Lucania, per i saluti, e via via presenteremo gli altri prima di iniziare il nostro convegno. Grazie, buongiorno. Porto i saluti a nome, in questo momento sono il direttore generale perché porto i saluti a suo nome, dottor Domenico Civetta. Ha avuto un improvviso impegno per un altro motivo che lo porta lontano da qui e mi ha chiesto cortesemente di essere qui da voi per testimoniare l'attenzione e intanto l'apprezzamento per questa iniziativa che onora tutta l'ULSS. Noi siamo consapevoli che oggi sono presenti addetti, collaboratori, dirigenti tre ex ULSS che compongono l'ULSS Lugano in questo momento. Magari ai relatori stranieri interessa meno, ma da un punto di vista del nostro vissuto questo è un grandissimo travaglio di nascita, perché sta nascendo un nuovo organismo che ha pochissimi mesi, è proprio in età evolutiva, possiamo dirlo con voi senza il tema di essere troppo scherzosa. Stiamo creando un nuovo organismo insieme, ecco, però questo è il saluto. Questa giornata di oggi è un punto su cui vogliamo ringraziarvi e vorremmo porvi l'attenzione molto importante per noi, perché fate il punto insieme di un elemento importantissimo per la costruzione dell'identità, del ruolo, dei compiti della nuova ULSS. Noi abbiamo bisogno che le migliori pratiche delle tre ULSS siano tutte valorizzate e portate a sistema. Non è semplice, perché l'essere umano tende a livellarsi verso il basso. Raramente si livella verso l'alto, verso la difficoltà, verso la complicazione, verso la sfida. Normalmente cerchiamo soluzioni comode. Abbiamo bisogno, tramite anche il vostro lavoro, che diventa a questo punto non solo un contributo all'interno del servizio, ma vi chiederei proprio di più un contributo concettuale, culturale, di stimolo per tutto il resto dell'ULSS, di rimessa in discussione dei vecchi schemi, di costruzione di nuove modalità di approccio. Penso che sia quello che fate in questo momento, in queste giornate, per quanto riguarda il tema del vostro importantissimo convegno di studi per la materia che trattate, ma vorrei chiedervi quasi di più, usate questo metodo, portate questo metodo nell'azienda in modo tale che riusciamo a creare nuovi legami all'interno dell'equipe, ma non dell'equipe dei servizi dell'infanzia, adolescenza e famiglia, ma di tutta l'ULSS, perché abbiamo bisogno che cresca tutta l'ULSS grazie al vostro contributo. Perché dico questo? Perché vorrei anche portare all'attenzione, ringrazio moltissimo l'assessore del Comune di Borgorico, ma credo che sia qui a testimonianza dei 101 sindaci che compongono oggi la conferenza dei sindaci delle Euganee. Abbiamo 1 milione di abitanti, 101 sindaci, quindi rappresentiamo e serviamo una popolazione molto grande e rappresentiamo e abbiamo dentro un numero di istituzioni rilevanti. Allora per questo la sfida è ancora più grande, di portare tramite voi la centralità dell'attenzione dei decisori sulle necessità dei minori e della famiglia, delle fragilità dei minori, delle fragilità della famiglia,
È importantissimo in questo momento storico perché viviamo in un momento, voi sapete, le ultime statistiche per la prima volta sentivo un giornalista commentare, ci rendiamo conto che non sono gli anziani i veri poveri della nostra società italiana. L'hanno scoperto anche i giornalisti. Noi lo sappiamo benissimo che oggi le fragilità e le povertà sono della famiglia, solo dei minori, minori in stato di povertà culturale, deprivazione, con numeri altissimi. E dobbiamo fare in modo che poi non diventino vittime di tutto il resto, anche quelli cosiddetti ricchi, di bullismo, eccetera, tutte cose che voi conoscete meglio di me, o di violenza in famiglia, o di trascuratezze, o di altro. Per carità, non voglio entrare nel vostro tema che, come dire, io seguo dal punto di vista manageriale, mi preoccupo che voi siate messi in condizione di lavorare nel miglior modo possibile. Mi rendo conto che potrebbe sembrarvi anche un po' troppo utopistico quello che vi dico, perché non voglio nascondere che so le vostre difficoltà quotidiane, conosco il fatto che siamo sempre alla ricerca del giusto equilibrio tra risorse e impegni, tra tempo e richieste dell'uso di questo tempo. È tremendo questo, lo so, però dobbiamo, come dire, tutti quanti avere ben chiaro l'impegno, l'obiettivo, la necessità, la consapevolezza, la necessità di far conoscere il lavoro che viene fatto, la consapevolezza che viene presidiato tramite i vostri servizi un aspetto fondamentale della collettività che dovrà comunque non essere mai dimenticato, ne va del nostro futuro. Cioè, pensate, si parla di investimenti in borsa o si parla di investimenti quando si parla di, diciamo, denaro che deve fruttare. Pensate un po', questa è un'inezia rispetto a ciò che deve fruttare sul capitale umano, sulle persone, sui cittadini, sui futuri cittadini di domani. Quindi mi rendo conto che avete bisogno che vi arrivi dalla direzione l'apprezzamento del vostro lavoro. Sono qui per testimoniarvelo a nome del direttore generale, ringraziarvi per il grosso lavoro che state facendo per riorganizzarvi, perché vi devo dare atto che stiamo riorganizzando anche il vostro lavoro. Vi chiedo di non dimenticare mai la necessità di tutelare le buone pratiche e di portarle al sistema. Usiamo sempre la buona grazia e la gentilezza per poter convincere chi non è delle nostre idee di venirci accanto e di capire con tenacia, con determinazione e con tanto anche, come dire, usando tutti gli strumenti che abbiamo per poter far capire che tipo di lavoro viene fatto. Io domani sera chiedo anzi cortesemente di mettermi in contatto, di mettermi al corrente il più possibile tramite il materiale prodotto in modo tale che possa arrivare un pochino informata rispetto al lavoro e ai percorsi che avete fatto. È vero, però, già ve lo dico, che secondo me i momenti di studio si devono comunque concludere con una lista di azioni di cose da fare. Comunque, va bene? Allora con questo vi ringrazio della partecipazione, vi ringrazio di avermi ascoltato e ringrazio la dottoressa D'Urso e tutti i collaboratori, coloro che hanno contribuito. Non vorrei dimenticare nessuno alla buona riuscita di questa convegno, seminario di studi, seminario di approfondimento. Ringrazio moltissimo il Comune di Borgorico che ha ospitato questa bella sede, anche comoda, raggiungibile, dotata di comodità varie, che non guasta quando si devono organizzare le cose. In questo momento, ecco, vedete, è centrale l'Alta in questo momento, in altri momenti sarà centrale un altro punto del centro dell'ULSS o del Padova Sud. Senza campanilismi vecchio tipo possiamo anche accettare che nella grande ULSS come dire, lavoriamo con lo stesso spirito e per gli stessi obiettivi che sono altissimi e molto importanti. Quindi buonissimo lavoro e grazie, buona giornata. Allora, do la parola all'assessore ai servizi sociali Gabriella Boesso, che ringrazio nuovamente per la generosa ospitalità e anche per l'averci accolto e ascoltati nel momento in cui dovevamo organizzare il convegno. Grazie dottoressa. Vi do
benvenuto in questo nostro teatro del Comune di Borgoricco. Vi ringrazio di essere qua, ci onorate con la vostra presenza perché sappiamo, noi assessori, noi sindaci, sappiamo quanto importante sia portare questo tipo di cultura nel nostro territorio. Come diceva la dottoressa Carraro, siamo diventati una grande ULSS, ma è anche vero che i bisogni e le esigenze si respirano proprio dai sindaci, dagli assessori a volte, non solo dagli addetti ai lavori. A volte noi siamo proprio i primi che riceviamo le istanze, perciò quando la dottoressa Cosima D'Urso mi ha proposto questo tipo di convegno qua nel nostro comune, noi ci siamo sentiti onorati di ospitarvi perché sappiamo benissimo che le vostre competenze saranno proprio un motivo per cui la prima cellula, che è la famiglia nel nostro cuore, porterà benessere. Le vostre competenze, la vostra passione, il vostro spirito nel dedicarvi al vostro lavoro sicuramente faranno stare bene i piccoli cittadini del domani. Sappiamo anche, proprio perché come assessori, come sindaci riceviamo le istanze, che questo è un problema proprio che sta emergendo fortemente nelle nostre scuole. Le materne, le insegnanti delle materne sono preoccupate, il preside è preoccupato proprio perché questo tipo di problema sui bambini e sugli adolescenti sta proprio ribaltando i vecchi modelli che c'erano di insegnamento, perciò la formazione che parte anche da convegni di una caratura così importante può altro che portare benessere, può altro che essere cultura diversa. La formazione comunque sappiamo che in un modo così veloce di evolversi della società sicuramente è quello che ti dà la marcia in più per affrontare i problemi. Quindi ringrazio tantissimo da parte mia, ma porto naturalmente i saluti del sindaco e della mia amministrazione, la dottoressa Cosima D'Urso per aver voluto qua nel nostro punto che, come diceva la dottoressa Carraro, è un po' centrale rispetto all'ULSS, comodo da arrivarci, ma per noi è veramente un onore ospitarvi, e ringrazio anche tutti i collaboratori che si sono adoperati perché questa giornata riesca bene e anche domani, e comunque tutti i relatori che con la caratura veramente internazionale ci danno lustro anche al Comune di Borgoricco. Vi auguro un buon lavoro, vi auguro veramente che nel vostro lavoro, tutti voi addetti ai lavori, ci mettiate sempre la passione. Scusate, ma io sono anche una mamma, da poco anche nonna, anche tanto cuore, perché la gente ha bisogno proprio di sentirsi accolta, di sentirsi ascoltata e di sentire che voi addetti ai lavori, che lavorate per questo, con questo obiettivo, comunque vi siate vicini, perché in un mondo che corre veloce, in un mondo che non guarda più all'individuo come persona ma come numero, il sentirsi accolti e ascoltati è sicuramente una cosa che fa bene al cuore. Scusate, io ci metto sempre dentro il cuore quando parlo, ma credo che le persone siano fatte anche di questo, non solo di competenze. Vi auguro un buon lavoro e grazie a tutti voi di essere qua. Grazie. Abbiamo delle informazioni un po' tecniche e dopo apriamo il convegno. Buongiorno a tutti, volevo dirvi alcune cose di tipo organizzativo, così poi avete le informazioni che vi servono. All'interno della cartellina voi trovate una scheda di raccolta dati anagrafici che vi pregherei di compilare, assieme a un'autocertificazione e poi anche il questionario di gradimento. A noi basta che ce li consegnate domani alla fine della giornata. È tutto ciò che serve per poi avere anche l'attestato di frequenza con gli ECM di questo evento. Per avere questo attestato dovete necessariamente essere iscritti al portale formazione. Chi non l'avesse fatto lo deve fare. Nel Debian, qui nel volantino, trovate l'indirizzo web dove potete collegarvi ed entrare. Dovete registrarvi
sia come dipendenti se non l'avete mai fatto finora, oppure come esterni per l'appunto. Lì troverete fra 2 mesi l'attestato con gli ECM. Altro requisito per avere questi crediti, le firme di presenza, sono 4 oggi e 4 domani. Ecco, vi pregherei di porre l'attenzione di averle apposte tutte, perché basta che ne manchi una e purtroppo non vengono dati. Altra cosa, se qualcuno di voi avesse bisogno di un attestato per la presenza di oggi per giustificativo o come giustificativo, si rivolge al tavolo delle iscrizioni e noi ve lo prepariamo, se è solo per oggi o anche per domani, ecco, ci fate sapere, va bene, così vi prepariamo. E poi trovate anche una mappa con dei numeri di telefono, bar oppure locali qui della zona per la pausa pranzo, che è di 1:15, avete visto insomma dalla locandina, quelli sono i tempi. Penso di avervi detto tutto, se avete bisogno comunque ci trovate fuori, quindi se mai abbiamo altre risposte. Va bene, vi auguro buona giornata. Allora, diamo l'avvio a queste 2 giornate di approfondimento e confronto sul disagio e la fatica di crescere in età evolutiva. È un convegno che parlerà di legami che costituiscono l'ambiente affettivo e il tessuto relazionale primario, che sono alla base della costruzione del mondo intrapsichico del bambino. Però parlare di legami, di attenzione all'età evolutiva in questa giornata di formazione in una sala che accoglie tanti professionisti, perché ci sono psicologi, neuropsichiatri, riabilitatori, assistenti sociali, non possiamo non ricordare il professor Antonio Condini, a cui dedichiamo il convegno, perché è stato un maestro di grande sensibilità, con cui sapeva ascoltare e aiutare, con una capacità clinica luminosa, di grande intuizione. Aveva una grande capacità, chi ha avuto l'onore di conoscerlo e di affiancarlo nel lavoro clinico, di avere uno sguardo curioso, di grande interesse e approfondimento verso i bambini e gli adolescenti in difficoltà. Ha trasmesso a colleghi e allievi di tante scuole che via via ha diretto sia la sua grande conoscenza ma anche l'esperienza di clinico, e ci ha insegnato proprio a condividere la sofferenza con gli altri con molto rispetto e umiltà. La passione e l'umiltà con cui affrontava i bambini e i genitori ce l'ha insegnato, ce l'abbiamo conservata dentro di noi, e questo ci ha aiutato ad essere delle persone migliori. E alla neuropsichiatria ha dato molto, perché ha portato la scuola a Padova, non solo la scuola, ma ha portato anche gli ordinari di tutta Italia, nei seminari che ha costruito e ha organizzato con tanta energia e con tanto fervore. Gli studenti di neuropsichiatria sanno bene perché preparavano. In questi mesi che abbiamo preparato anche questo convegno, io ricordo andava veramente al fai da te che facevamo assieme a lui. Ecco, quindi un ringraziamento al professore e a quello che ci ha dato, con la speranza di poter continuare. Sì, grazie. Buongiorno a tutti e benvenuti. Allora, ci aspettano 2 giornate intensissime di riflessioni cliniche e anche di discussione sulle nostre reciproche esperienze della pratica terapeutica, perché vedo in sala molti colleghi di numerose, con ruoli differenti ma ugualmente efficaci nell'affrontare il disagio evolutivo. Abbiamo ringraziato tutti, io devo dirlo con la spontaneità che tutti quelli che mi conoscono sanno. Un grazie speciale va a Cosimo D'Urso, a Maria Paola Pisanna, a Elisabetta Lalonde del CDP, Centro Italiano di Studi di Personalità di Roma e Padova,
e all'ufficio dei dirigenti della ASL dei Coniugani, che si sono dimostrati molto aperti, e così tutti i colleghi di Bordoricco, perché c'è stata un'apertura veramente importante. Un grazie speciale va alla Patrizia Fassone, che vedete attaccata alla colonna dell'ufficio formazione, che è stata del servizio, che è stata veramente instancabile. E poi un grazie speciale a Emanuela Stucchi, che fra poco conoscerete perché mi ha aiutato molto nella preparazione tecnica e nell'esame dei dati. Vedete, quando è stato scelto l'argomento ho riflettuto molto. Io sono avanti negli anni, lavoro da una vita sui legami, perché quando si lavora con i bambini, si lavora con gli adolescenti, con le famiglie, le coppie, il legame è un punto fondamentale per poter conoscere e affrontare poi la psicopatologia per cui i pazienti vengono a consultarci. E allora affrontare il legame significa rivisitare le basi dello psichismo, significa rivisitare l'origine della vita mentale, perché un bambino quando nasce possiede delle potenzialità in atto, un grande bagaglio biologico, che le stimolazioni ambientali devono assolutamente sprigionare, far vivere. Questo apprendimento del linguaggio di decodifica vedremo oggi come avviene e come succedono degli accidenti, chiamiamoli così tra virgolette, che compromettono, creano degli ingorghi dell'energia psichica. Allora, questo processo di umanizzazione, questa opera gigantesca, guardate, che è la costruzione della soggettività, noi affronteremo come avviene. E sono molto contenta perché Alberto Ciccone, in realtà Albert si chiama in italiano Albenzio, ma non era traducibile in francese, me l'ha detto poco fa, me l'avevi già detto prima, e quindi ha detto no, siamo a Bordoricco, siamo a Padova, siamo in Italia e quindi parleremo come Albenzio Ciccone. La persona straordinaria che è, lo vedrete da soli, non voglio fare complimenti, ma c'è una cosa che mi ha sempre attratto nella sua pratica clinica e del suo pensiero, la passione. Guardate, qui vedo molti giovani, quando c'è passione c'è voglia di andare avanti, c'è voglia di fare e soprattutto si superano le difficoltà. Tant'è vero che oggi il primo quesito che mi sono posta era come si struttura la soggettività. E allora, se Emanuela viene qui, la dottoressa Stucchi, per me Emanuela perché collabora con noi al CDP, prima di presentare e di ascoltare dalla viva voce Albenzio Ciccone, noi parleremo poche note introduttive per introdurre il suo pensiero. Grazie a te. Guarda che ha scelto la foto migliore, per favore, quello che puoi fare. Dai. Allora, la prima vorrei cominciare con una frase proprio molto indicativa. Ecco, è una frase di Ciccone, cioè la percezione e l'intersoggettività rappresentano e si situano ai due poli dell'emergenza dello psichismo. Perché questo? Perché lui ha sempre osservato attentamente e fatto ricerca continua, sostenuta poi dalla pratica clinica. Vedete, la teoria e la clinica vanno di pari passo, ma quando uno osserva, quando uno pensa e poi pratica, il cambiamento e gli avanzamenti sono molto grandi e questo in lui è sempre stato presente. Se noi prendiamo l'ottica psicanalitica per affrontare il disagio evolutivo, ci rendiamo conto che lo sguardo è stato subito posto da Freud sulla formazione del bambino, però questo ha aperto anche una quantità enorme di interrogativi. Sono interrogativi, per esempio, che riguardano come si forma la psicopatologia, che non è solo del bambino e dell'adolescente, diventerà poi la psicopatologia nell'adulto. In questo lungo cammino, diciamo, che Ciccone fa, evidenzia per esempio un contributo fondamentale, bisogna dirlo. I pionieri della psicanalisi hanno sempre parlato della relazione madre-bambino e questo papà c'era, ma abbastanza discosto, abbastanza in disparte, mentre Ciccone ha messo in evidenza
cosa che facciamo ormai da anni anche nella clinica, soprattutto per me che lavoro con famiglie di funzionamento psichico di ordine psicotico, ha messo in evidenza la sofferenza genitoriale, cioè che cosa c'è? La sofferenza psichica dell'infanzia è legata alla sofferenza genitoriale e questo già avvicina alla costruzione della soggettività, perché questi genitori che si avvicinano come persone, allora al di là di quello che è l'affetto verso il proprio bambino, sono persone, hanno una organizzazione di personalità, hanno i loro disagi, hanno una loro soggettività. Allora questo studio approfondito che lui ha fatto per esempio tra il bambino fin dai primi mesi e il rapporto, la relazione che si sviluppa con i genitori, mette in evidenza l'influenza determinante anche nella forma di psicopatologia che si viene a determinare. Ho portato dei video, se ci sarà possibilità, perché io nella ricerca registro, vedremo insieme i differenti passaggi. L'altro aspetto, l'altra diapositiva, se nel fondamento della vita psichica c'è da una parte la materia, il corpo, il sensoriale, il percettivo, il pulsionale, un bambino nasce con il corpo, deve sviluppare l'attività mentale, c'è anche dall'altra parte l'altro, la vita psichica dell'altro, ed è nell'intersoggettività che si fonda la soggettività. Questo sarà un lungo viaggio che faremo insieme. L'altro aspetto che volevo mettere in evidenza è questa capacità di circoscrivere i contorni degli aspetti bambino presenti in ogni personalità. La più profonda sofferenza umana riguarda essenzialmente questi aspetti bambino. Perché dico questo? Vedete, chi lavora in età evolutiva non è vero che sia un campo determinato nel senso di distaccato dalla patologia degli adulti. Personalmente devo dire che il fatto di lavorare con bambini e adolescenti mi ha anche molto agevolato con gli adulti e lui sintetizza come noi nella pratica terapeutica dei pazienti adulti dobbiamo riconoscere questi aspetti bambino che hanno costituito nell'arco evolutivo, perché non affrontati, perché non risolti, la patologia, la sofferenza che poi il soggetto avrà da adulto. Quello che vorrei ora mettere in evidenza, l'ultimo punto e poi basta, è che mi ha sempre interessato personalmente, lo dico per un fatto, quello che Ciccone chiama lo sguardo mutuale. Stern aveva parlato, lo sappiamo tutti, di sintonizzazione e di accordatura emotiva. Beh, Ciccone è anche un grande musicista, l'ho detto ormai, quindi non puoi dire niente, e questo non suona, perché se devo fare un'accordatura di emozioni, forse niente quanto la musica fa passare un linguaggio di emozioni e di sentimenti. Quello che si sviluppa tra una madre e un bambino, questo sguardo mutuale è uno sguardo che è a vicenda, non è solo lo sguardo della madre al bambino, ma lo sguardo del bambino che riconosce la madre. Quanto è importante, questo me l'hanno insegnato e le ringrazio sempre, le madri e le famiglie, la modalità con cui il bambino si rivolge alla madre e ai propri genitori. Anche la madre e il padre hanno bisogno di essere riconosciuti. Allora, mi fermo qui, altrimenti porto via spazio e chiamo Alsenzio Ciccone a parlarci della sua esperienza. Prego, professore. L'introduzione è dovuta al fatto che la sua è una relazione magistrale, quindi non possiamo fare commenti. Ascoltiamo, incassiamo, nell'arco poi dei 2 giorni discuteremo. Grazie.
Allora, buongiorno, non mi aspettava una simile presentazione. Grazie Mirella. Ringrazio Mirella Baldassare e tutta l'equipe per l'invito a questo convegno. Sono molto felice di essere qui in Italia a condividere questa giornata di lavoro. Mi sarebbe piaciuto tenere il mio intervento in italiano, ma il mio italiano è troppo approssimativo. Parlerò dunque in francese e ringrazio calorosamente Andrea per la sua traduzione. Alors, je vais développer l'idée que le lien parent-bébé a pour objet de traiter l'altérité pour le parent comme pour le bébé. Et on pourrait d'ailleurs dire cela de tout lien, du lien amoureux par exemple. Le lien est le traitement et le lieu de traitement et l'effet du traitement de l'altérité. Andrò a sviluppare l'idea che il legame genitore-bambino ha come oggetto il trattamento dell'alterità per il genitore e anche il bambino. Si potrebbe d'altro canto dire lo stesso del legame amoroso per esempio. Il legame è il luogo del trattamento e l'effetto del trattamento dell'alterità. Le lien est par essence intersubjectif. Si sente? Ok. Le lien est donc par essence intersubjectif. Il legame è per sua natura intersoggettivo. Et la notion d'intersubjectivité a un double sens. La nozione di intersoggettività ha un doppio significato. Elle désigne à la fois ce qui sépare, ce qui crée un écart, et ce qui est commun, ce qui articule deux ou plusieurs subjectivités. Essa designa allo stesso tempo ciò che separa, ciò che crea uno scarto e ciò che è comune, ciò che articola due o più soggettività. L'intersubjectivité est à la fois ce qui fait tenir ensemble et ce qui conflictualise les espaces psychiques des sujets en lien. L'intersoggettività è allo stesso tempo ciò che tiene insieme e ciò che rende conflittuali gli spazi psichici del soggetto e del legame. L'intersubjectivité est à la fois le lieu des transmissions, des transactions inter- ou transpsychiques et le lieu d'émergence de la subjectivité et des processus de pensée du bébé. L'intersoggettività è allo stesso tempo luogo di trasmissioni, transazioni inter-transpsichiche, il luogo di emergenza della soggettività e del processo di pensiero del neonato. Tous les travaux qui étudient le développement de la subjectivité, la naissance de la vie psychique, quel que soit leur champ épistémologique, s'orientent vers l'étude et la modélisation de l'intersubjectivité. Tutti i lavori che studiano lo sviluppo della soggettività, la nascita della vita psichica, quale che sia il loro campo epistemologico, si orientano verso lo studio e la modellizzazione dell'intersoggettività. Les notions que produisent ces travaux, que vous connaissez sûrement, comme celles d'accordage affectif, de partage émotionnel, d'attention conjointe, de soi interpersonnel, d'intersubjectivité primaire, de moi dyadique, etc., sont autant de notions qui rendent compte de la manière dont la subjectivité, le sentiment d'être soi, se fondent dans l'intersubjectivité. I concetti che producono questi lavori, come quelli di sincronizzazione affettiva, di condivisione emotiva, di attenzione congiunta, di sé interpersonale, di intersoggettività primaria, di diadico, eccetera, sono altrettanti concetti che rendono conto della maniera in cui la soggettività, il senso di sé, si fondano nell'intersoggettività. Et l'intersubjectivité est d'abord symbiotique. Elle se fonde sur une matrice symbiotique postnatale. E l'intersoggettività è all'inizio simbiotica. Essa si fonda su di una matrice simbiotica postnatale. La subjectivité du bébé, tout comme la parentalité du parent, émergeront de cette matrice symbiotique, de cette expérience d'illusion primaire, par un travail progressif de deuil et de désillusionnement. La soggettività del bambino
come la genitorialità del genitore, emergeranno da questa matrice simbiotica, da questa esperienza di illusione primaria, tramite un lavoro progressivo di lutto e disillusione. L'enfant se sépare et s'individue progressivement, le parent aussi. Il bambino si separa e si individualizza progressivamente, il genitore anche. La parentalité n'est pas donnée, elle se construit à partir de cette matrice symbiotique primaire. La genitorialità non è data, ma si sviluppa a partire da questa matrice simbiotica primaria. Et la subjectivité du bébé aussi. E così pure la soggettività del bambino. L'illusion primaire est nécessaire à l'établissement des premiers liens d'attachement, des premières communications intimes, des premières expériences de compréhension. L'illusione primaria è necessaria allo stabilirsi dei primi legami di attaccamento, delle prime comunicazioni intime, delle prime esperienze di comprensione. Alors le bébé va découvrir l'altérité du monde. Il bambino ha bisogno di scoprire la realtà, di integrare la realtà. Non lo dite ancora. No, mi sembrava Donc le bébé a besoin de découvrir la réalité, d'intégrer l'altérité. Il bambino, come dicevo, ha bisogno di scoprire la realtà, di integrare l'alterità. Cette intégration de l'altérité correspond à un processus de séparation psychique qui se fait donc à partir d'une symbiose originaire ou primaire. Questa integrazione dell'alterità corrisponde a un processo di separazione psichica che ha dunque luogo a partire da una simbiosi originaria o primaria. Et ce processus de séparation exige des qualités de la part de l'objet et un travail de l'objet dans le lien au bébé. Questo processo di separazione esige delle qualità da parte dell'oggetto e un lavoro dell'oggetto nel legame con il bambino. Alors c'est l'objet au sens psychanalytique, c'est l'objet d'attachement, l'objet d'amour, l'objet d'investissement affectif, pulsionnel. È l'oggetto chiaramente nel senso psicanalitico, l'oggetto di attaccamento, l'oggetto d'amore, l'oggetto nel senso di investimento pulsionale. Le processus de subjectivation, de séparation, suppose un travail psychique de l'autre, de l'objet, un travail de pensée de la part de cet autre. Il processo di soggettivazione, di separazione, implica un lavoro psichico dell'oggetto, un lavoro di pensiero da parte dell'oggetto. La subjectivation se déploie à partir du travail psychique d'un autre, de l'objet dont le sujet ou le futur sujet est dépendant. La soggettivazione si dipana a partire dal lavoro psichico dell'oggetto, da cui il soggetto o il futuro soggetto dipende. Il ne traduit pas tout, hein? Bion, par exemple, le psychanalyste que vous connaissez certainement, Bion a construit un modèle profondément intersubjectif du développement et a bien mis en évidence le travail psychique de cet autre, de cet objet dont le sujet est dépendant, travail psychique nécessaire à la croissance mentale du sujet, du bébé. Bion, ad esempio, ha costruito un modello estremamente intersoggettivo dello sviluppo e ha messo bene in evidenza il lavoro psichico dell'oggetto da cui il soggetto è dipendente. Lavoro psichico necessario allo sviluppo psichico del soggetto del bambino. Bion postule que la naissance et la qualité de la vie psychique d'un être humain sont tributaires non seulement d'un autre, dont le sujet est dépendant, mais de la vie psychique de cet autre, et plus particulièrement de ce qu'il appelle sa capacité de rêverie, vous connaissez sûrement cette expression, laquelle est un facteur de ce que Bion appelle la fonction alpha. Bion postula che la nascita e la qualità della vita psichica di un essere umano sono tributarie non solo di un altro da cui il soggetto dipende, ma dalla vita psichica di quest'altro, e più in particolare da quella che chiama capacità di rêverie, che sicuramente conoscerete, che è un fattore di quella che Bion chiama funzione alfa. La rêverie décrit l'état d'esprit réceptif à toutes les projections de la personne aimée et capable d'accueillir ses identifications projectives, bonnes ou mauvaises. La rêverie descrive lo stato mentale recettivo a tutte le proiezioni della persona amata e capace di accogliere tutte le sue proiezioni, buone o cattive. La fonction alpha transforme les contenus non pensables, ce que Bion appelait les éléments bêta, en éléments disponibles pour la pensée, que Bion appelait éléments alpha. La funzione alfa trasforma i contenuti non pensabili
quelli che Bion chiamava elementi beta, in elementi disponibili al pensiero, che chiamava elementi alfa. La fonction alpha permet à l'objet, à l'autre, de détoxiquer les projections du bébé dans sa rêverie interprétatrice et d'appareiller les contenus projetés avec un contenant afin que ces éléments, contenant contenus, puissent être réintrojectés et construire petit à petit, peu à peu, le propre appareil à penser de l'enfant. La funzione alfa permette all'oggetto di disintossicare le proiezioni del bambino nella sua rêverie interpretatrice e di sistemare i contenuti proiettati con un contenitore affinché questi elementi, contenitore e contenuto, possano essere reintroiettati e costruire poco a poco l'apparato per pensare proprio del bambino. Alors pourquoi je raconte tout ça? Perché dico tutto questo? Parce qu'on peut dire que le bébé pense d'abord avec l'appareil à penser d'un autre. Perché si può dire che il bambino pensa inizialmente con l'apparato per pensare di un altro. Son propre appareil à penser, sa propre fonction alpha, constituée dans et par cette interaction psychique intersubjective, lui permettront ensuite d'interpréter ses propres expériences émotionnelles subjectives. Il suo proprio apparato per pensare, la sua funzione alfa, costruiti in e grazie a questa interazione psichica intersoggettiva, gli permetteranno in seguito di interpretare le proprie esperienze emotive e soggettive. La croissance mentale repose sur l'intériorisation des contenants contenus formés par le processus d'identification projective. La crescita mentale si appoggia sull'interiorizzazione dei contenitori contenuti formati grazie al processo di identificazione proiettiva. Cette fonction qu'accomplit l'autre, le parent, l'objet pour le bébé, fonction alpha, constitue le premier pas dans l'attivité de pensée. Questa funzione che svolge l'altro, il genitore, l'oggetto per il bambino, la funzione alfa, costituisce il primo passo nell'attività di pensiero. Ce processus repose sur un processus d'identification projective où le bébé crive et projette une partie de sa personnalité qui se trouve dans un état chaotique et confus. Questo processo si basa su un processo di identificazione proiettiva dove il bambino scinde e proietta una parte della sua personalità che si trova in uno stato caotico e confuso. L'objet adéquat, la personne, le parent, dans lequel est expulsée l'expérience émotionnelle, contient cette partie de la personnalité du bébé et dans la rêverie commence le processus de formation du symbole et de la pensée. L'oggetto adeguato, il genitore, in cui è espulsa l'esperienza emotiva, contiene questa parte della personalità del bambino e nella rêverie inizia il processo di formazione del simbolo e del pensiero. Quand Bion étudiait le développement des pensées dans leurs différentes formes, il avait distingué la pensée et la conception. Bion, mentre studiava lo sviluppo dei pensieri nelle loro diverse forme, aveva anche distinto il pensiero dalla concezione. La conception résulte d'une conjonction entre une préconception et une réalisation, et la pensée résulte d'une conjonction entre une préconception et une frustration. La concezione risulta dalla congiunzione tra una preconcezione e una realizzazione. Il pensiero invece risulta dalla congiunzione di una preconcezione e una frustrazione. Cette distinction est intéressante, mais Bion ne l'a jamais reprise par la suite. Questa distinzione è interessante, ma Bion non l'ha mai ripresa in seguito. La préconception est une sorte de pensée vide, Bion se réfère à Kant, de pensée vide en attente d'être remplie ou d'être pensée. La preconcezione è una sorta di pensiero vuoto, Bion fa riferimento a Kant, e tenta di essere riempita o di essere pensata. Et lorsque l'environnement permet que celle-ci coïncide avec une réalisation, apparaît alors une conception qui est une première forme de pensée. In un momento in cui l'ambiente permette che essa coincida con una realizzazione, appare dunque una concezione, che è la prima forma del pensiero. Winnicott, que vous connaissez sûrement, ce pédiatre psychanalyste, dira la même chose autrement à propos de ce qu'il appelait l'illusion et de la fonction de présentation des objets qui est dévolue à l'environnement. Winnicott, che sicuramente conoscerete, psicanalista inglese, ha detto in altro modo la stessa cosa a proposito dell'illusione e della funzione di presentazione degli oggetti affidata all'ambiente. L'environnement doit présenter les objets, doit présenter le monde au moment où le bébé hallucine l'objet, hallucine la satisfaction, hallucine le monde.
L'ambiente deve presentare gli oggetti, presentare il mondo, nel momento in cui il bambino allucina gli oggetti, la soddisfazione del mondo. C'est comme cela que le bébé passe de l'hallucination primaire à l'illusion primaire. È così che il bambino passa dall'allucinazione primaria all'illusione primaria. L'illusion qu'il a créé le monde qu'il trouve. L'illusione di aver creato il mondo che trova. C'est là encore une première forme de processus de pensée. È ancora una prima forma del processo di pensiero. Alors tout cela suppose un environnement qui investisse le bébé, qui porte attention à sa vie émotionnelle et qui témoigne d'une vie mentale, qui pense au bébé, qui pense pour le bébé, qui prête des pensées. Tutto ciò presuppone un ambiente che investa al bambino, che porti attenzione alla sua vita emotiva e che testimoni di una vita mentale, che pensi al bambino, che pensi per il bambino, che presti dei pensieri al bambino. Le bébé a besoin qu'un autre, le parent, lui prête des pensées, l'imagine pensant et donc interprète ses actes, ses gestes, ses postures, ses mimiques, ses cris, etc. Il bambino ha bisogno che qualcun altro, il genitore, lui presti dei pensieri, lo immagini pensante e dunque interpreti i suoi atti, i suoi gesti, le sue posture, le sue mimiche, le sue urla, eccetera. L'interprétation parentale est nécessaire, même si elle représente d'une certaine façon une violence faite à l'enfant. L'interpretazione genitoriale è necessaria, anche se rappresenta in un certo senso una violenza al bambino. C'est Pierre Olanier, une psychanalyste française, qui parlait de cette violence. Il y a un de ses livres qui s'appelle La violence de l'interprétation. Pierre Olanier, che è una psicanalista francese, parlava di questa violenza in un libro che si chiama La violenza dell'interpretazione. Mais c'est une violence nécessaire. Ma è una violenza necessaria. Si on reprend les termes d'un autre psychanalyste que vous connaissez sûrement, parce qu'il a habité à moitié à Venise et à moitié à Paris, c'est Salomon Resnick. Se si riprendono i termini usati da uno psicanalista che conoscerete perché ha vissuto metà della sua vita a Venezia e metà a Parigi, che è Salomon Resnick, on peut dire que l'interprétation, comme le disait Resnick, est une interprestation. Si può dire, con Resnick, che l'interpretazione è una interprestazione. Le parent prête une pensée, un sens à l'expression du bébé, construit avec le bébé le sens de son expérience, et le bébé à son tour gratifie le parent de sa reconnaissance. Il genitore presta un pensiero, un senso, l'espressione del bambino, costruisce col bambino il senso della sua esperienza e il bambino a sua volta gratifica il genitore della sua riconoscenza. Il reconnaît le parent comme parent, il le fait donc naître à la parentalité. Riconosce il genitore come genitore e lo fa dunque nascere alla genitorialità. L'interprétation parentale, interprestation, intersubjective, qui à la fois fonde l'intersubjectivité et témoigne de son avènement, repose sur une illusion. L'interpretazione genitoriale, l'interprestazione soggettiva, che allo stesso tempo fonda l'intersoggettività e testimonia del suo avvenimento, si basa su di un'illusione. Il s'agit d'une illusion primaire nécessaire, caractéristique de cette matrice symbiotique postnatale. Si tratta di un'illusione primaria, necessaria, caratteristica della matrice simbiotica postnatale. L'illusion que le bébé est une personne, qu'on peut le comprendre, qu'il comprend ce qu'on lui dit, etc. Illusione che il bambino sia una persona, che lo si possa comprendere e che lui comprenda ciò che gli si dice, eccetera. Cette illusion à la fois dit l'altérité du bébé, le bébé est un autre puisqu'on peut lui parler. Questa illusione parla allo stesso tempo dell'alterità del bambino, il bambino è un altro con cui si può parlare, et révèle ce point de symbiose originaire à partir duquel pourra se constituer l'altérité. L'altérité du bébé pour le parent et l'altérité du parent pour le bébé, et donc se constituer la subjectivité. E rivela questo punto di simbiosi originaria a partire dal quale si potrà costituire l'alterità del bambino per il genitore e l'alterità del genitore per il bambino, e dunque si costituisca la soggettività. Un autre aspect de la fonction de l'objet du parent dans le lien au bébé concerne les capacités d'accordage. Un altro aspetto della funzione dell'oggetto, del genitore, nel legame con il bambino concerne la capacità di sintonizzazione. L'objet doit pouvoir s'accorder affectivement avec le bébé dans leurs interactions. L'oggetto deve potersi sintonizzare affettivamente con il bambino nelle loro interazioni. Daniel Stern, par exemple, Mirella en a parlé tout à l'heure, décrit les accordages affectifs comme des échanges dans lesquels le parent traduit par son comportement
un des prouvé affectifs ou émotionnels du bébé. Dan Stern, di cui abbiamo appena parlato, ad esempio, descrive le sintonizzazioni affettive come degli scambi nei quali il genitore traduce, tramite il suo comportamento, una sensazione affettiva o emotiva del bambino. Le parent va reproduire les propriétés, l'intensité, le rythme, la forme de cet éprouvé, ce qui donne au bébé non seulement une représentation de son état subjectif, mais aussi et surtout l'expérience du partage intersubjectif, de l'affect, de l'état émotionnel. E il genitore va a riprodurre le proprietà, l'intensità, ritmo e forma, ciò dà al bambino non solo una rappresentazione del suo stato soggettivo, ma anche e soprattutto l'esperienza di una condivisione intersoggettiva dell'affetto e dello stato emozionale. Plus les expériences d'accordage affectif sont importantes, et plus le bébé développera la conviction que les états subjectifs sont partageables et donc communicables. Più le esperienze di sintonizzazione affettiva sono importanti, e più il bambino svilupperà la convinzione che gli stati affettivi sono condivisibili e quindi comunicabili. Le lien à l'objet doit aussi être le lieu d'échange rythmique. Il legame con l'oggetto deve anche essere il luogo dei scambi ritmici. La rythmicité des échanges entre l'objet et le bébé, la ritualisation des soins est une condition indispensable à son développement sécure. La ritmicità degli scambi tra l'oggetto e il bambino, la ritualizzazione delle cure è una condizione indispensabile al suo sviluppo sicuro. La rythmicité des expériences donne une illusion de permanence. La ritmicità delle esperienze dà un'illusione di permanenza. L'absence n'est tolérable et maturative que si elle alterne avec une présence dans une rythmicité qui garantisse le sentiment de continuité. L'assenza non è tollerabile e maturativa che sia alternata con una presenza in una ritmicità che garantisca il sentimento di continuità. La discontinuité n'est maturative que sur un fond de permanence. La discontinuità è maturativa solo su uno sfondo di permanenza. Et la rythmicité donne une illusion de permanence. E la ritmicità dà un'illusione di permanenza. La rythmicité permet aussi une anticipation des expériences, une anticipation de la retrouvaille et soutient ainsi le développement de la pensée. La ritmicità permette anche un'anticipazione delle esperienze, un'anticipazione della riunione e sostiene così lo sviluppo del pensiero. De la pensée de l'absence. Del pensiero dell'assenza. Et pour cela, l'objet ne doit pas s'absenter, le parent ne doit pas s'absenter un temps au-delà duquel le bébé est capable d'en garder le souvenir vivant. Per far ciò l'oggetto, il genitore, non deve assentarsi per un tempo al di là del quale il bambino non è in grado di mantenerne il ricordo vivo. Un peu plus loin, s'il faut nourrir un bébé toutes les 3 heures, ce n'est pas seulement pour des raisons physiologiques. On peut dire que 3 heures, c'est le temps pendant lequel il peut garder vivante l'expérience à l'intérieur de lui. Se bisogna nutrire un bambino di 3 ore non è solo per ragioni fisiologiche, ma è il tempo durante il quale egli può conservare viva l'esperienza all'interno di sé. Le rythme est ainsi constitutif d'une base de sécurité. La sécurité de base est l'effet de ou suppose une rythmicité, une expérience rythmique. Il ritmo è così costitutivo di una base di sicurezza. La base di sicurezza è l'effetto di, o suppone, una ritmicità, un'esperienza ritmica. Autre aspect encore, la rencontre avec l'altérité est toujours une source de souffrance et toujours un démenti à l'expérience et aux convictions narcissiques. L'incontro con l'alterità è sempre una fonte di sofferenza, una smentita all'esperienza e alle convinzioni narcisistiche. L'autre est une blessure pour le soi. L'altro è una ferita per sé. Et l'environnement doit ainsi pouvoir préserver les illusions nécessaires, éviter les désillusions brutales et favoriser un désillusionnement progressif. L'ambiente deve così poter preservare le illusioni necessarie, evitare le disillusioni brutali e favorire delle disillusioni progressive. L'environnement doit donc protéger le narcissisme de l'enfant. L'ambiente deve dunque proteggere il narcisismo del bambino. Et la protection du narcissisme de l'enfant passe en grande partie par le fait de rendre possible les expériences transitionnelles, c'est-à-dire le travail du jeu. La protezione del narcisismo del bambino passerà in gran parte per il fatto di rendere possibili le esperienze transizionali, cioè il lavoro del gioco. La découverte de la réalité et l'intégration de l'altérité suppose, pour réduire leur impact traumatique, une intériorisation par le bébé de ces expériences, et cela se fait en grande partie par le jeu. La scoperta della realtà e l'integrazione dell'alterità presuppongono,
per ridurre il proprio impatto traumatico, una interiorizzazione da parte del bambino delle sue esperienze, e ciò avviene in gran parte grazie al gioco. Le jeu permet de traiter les expériences traumatiques, d'intégrer la réalité, l'altérité. Il gioco permette di trattare le esperienze traumatiche, di integrare la realtà e l'alterità. On peut dire que le jeu atténue l'impact traumatique de l'altérité dans la mesure où il produit une intériorisation, il fabrique du moi, pourrait-on dire, à partir d'une expérience d'altérité. Si può dire che il gioco attenui l'impatto traumatico dell'alterità nella misura in cui produce un'interiorizzazione, in cui crea un io, si potrebbe dire, a partire da un'esperienza di alterità. C'est le cas par exemple lors d'expériences qu'on peut dire traumatiques que l'enfant va répéter. È il caso ad esempio delle esperienze, possiamo dire, traumatiche che il bambino ripete. Par exemple, un enfant subit une visite médicale Ad esempio un bambino che subisce una visita medica et de retour chez lui, il joue au docteur avec un poupon. e al ritorno a casa gioca al dottore con un pupazzo. La mise au dedans de la scène, par les différentes modalités d'identification, réduit l'écart de l'altérité. La rappresentazione della scena all'interno, tramite differenti modalità di identificazione, riduce lo scatto dell'alterità. Si le jeu soutient des mouvements d'intériorisation qui réduisent l'altérité, il suppose aussi un mouvement d'extériorisation, de transit de la réalité psychique par les objets du monde extérieur. Se il gioco sostiene dei movimenti di interiorizzazione che riducono l'alterità, presuppone anche un movimento di esteriorizzazione, di transito della realtà psichica tramite gli oggetti del mondo esterno. Je saute une phrase. La réalité interne transite par la réalité externe pour se donner à représenter, pour se transformer avant d'être réintériorisée. La realtà interna transita per la realtà esterna, per farsi rappresentare, per trasformarsi prima di essere reinteriorizzata. Et ce double mouvement d'intériorisation-extériorisation caractérise ce que Winnicott appelait la transitionnalité qui qualifie le jeu. Questo doppio movimento di interiorizzazione e esteriorizzazione caratterizza ciò che Winnicott chiamava la transizionalità che caratterizza il gioco. Voici un tout petit exemple pour illustrer ce double mouvement. Ecco un piccolo esempio per illustrare questo piccolo doppio movimento. On peut facilement observer un bébé de 8 mois, 10 mois, qui est sur sa chaise haute, qui est nourri à la cuillère par sa mère ou son père, et qui joue à laisser tomber un jouet. Si può facilmente osservare un bambino di 8-10 mesi sul suo seggiolone, imboccato a cucchiaia da sua madre o suo padre mentre gioca a lasciare cadere un giocattolo. Et le parent ramasse inlassablement le jouet. Le bébé fait tomber le jouet, le parent ramasse le jouet, le bébé fait tomber le jouet, le parent ramasse. Vous connaissez tout ça? Il genitore raccoglie instancabilmente questo gioco, il bambino lo fa cadere, il genitore raccoglie, eccetera. Si on observe de près la séquence, on peut s'apercevoir que parfois le bébé jette le jouet au moment où il déglutit le bol alimentaire. Se si osserva da vicino questa sequenza, si può accorgere che a volte il bambino lancia il gioco nel momento in cui inghiotte il boccone. On peut dire que ce mouvement de laisser tomber l'objet est une projection dans l'espace de l'expérience de la chute du bol alimentaire dans le corps. Si può dire che questo movimento di lasciar cadere l'oggetto sia una proiezione nello spazio dell'esperienza della caduta del boccone nel corpo. Le bébé élabore ainsi le processus d'incorporation. Il bambino elabora così il processo di incorporazione. Mais il fait autre chose. Ma fa anche un'altra cosa. Il vérifie la survivance de l'objet. Verifica la sopravvivenza dell'oggetto. Il vérifie que l'incorporation et les éléments sadiques oraux que celle-ci mobilise n'ont pas détruit le parent nourricier. Verifica che l'incorporazione, gli elementi sadico-orali che essa mobilita, non hanno distrutto il genitore che nutre. La retrouvaille du jouet symbolise la retrouvaille du parent qui a survécu à l'attaque. Il ritorno del giocattolo simbolizza il ritorno dell'oggetto, il genitore, che è sopravvissuto all'attacco. L'objet fait retour, le parent ramasse le jouet. L'oggetto fa ritorno, il genitore raccoglie il giocattolo. Le parent a donc survécu à l'incorporation. Il genitore è dunque sopravvissuto all'incorporazione. Autrement dit, le bébé fait l'expérience que l'incorporation psychique, qui s'étaye sur l'incorporation orale, ne détruit pas l'objet. Detto altrimenti, il bambino sperimenta che l'incorporazione psichica, che si appoggia sull'incorporazione orale, non distrugge l'oggetto. Et l'objet, le parent, peut ainsi rester vivant dans l'esprit du bébé. E l'oggetto, il genitore, può così restare vivo nella mente del bambino. C'est comme cela que s'acquiert, entre autres, la notion de permanence de l'objet.
così che si acquisisce, tra le altre cose, la nozione di permanenza dell'oggetto. Le destin de cette expérience est bien différent si l'environnement réagit autrement, s'il ne permet pas la retrouvaille, s'il empêche le jeu. Il destino di questa esperienza è ben diverso se l'ambiente reagisce in un altro modo, se non permette il ritrovamento e impedisce il gioco. Vous voyez l'importance du jeu? Vedete l'importanza del gioco. Il faut toujours ramasser le jouet, ramasser le jouet. Bisogna costantemente riportare il giocattolo al bambino, raccoglierlo. Donc ça c'était l'altérité du monde pour le bébé. Je vais maintenant parler de l'altérité du bébé pour le parent. Questa è l'alterità del mondo per il bambino, ora parlerò dell'alterità del bambino per il genitore. Le parent aussi est contraint de faire un travail d'intégration de l'altérité que représente le bébé. Anche il genitore è costretto a fare un lavoro di integrazione dell'alterità che rappresenta il bambino. Le bébé est un autre, évidemment. Il bambino è evidentemente un altro. L'altérité qu'il fait vivre, qu'il impose, oblige le parent, la mère, le père, à mener un travail psychique pour atténuer les effets de cette altérité. L'alterità che fa vivere, che impone, obbliga il genitore, il padre come la madre, a condurre un lavoro psichico per attenuare gli effetti di questa alterità. Et pour lier, pour intégrer l'expérience de rencontre avec cet autre. E per legare e integrare l'esperienza dell'incontro con quest'altro. Différents enjeux, narcissiques et oedipiens, seront mobilisés dans ce travail, enjeux qui pèseront sur le bébé, sur la construction de sa subjectivité. Differenti elementi narcisistici ed edipici saranno mobilitati durante questo lavoro, elementi che peseranno sul bambino, sulla costruzione della sua soggettività. Je vais juste en envisager quelques-uns qui concernent la question de l'héritage et de la transmission. Ne prenderò in considerazione solamente alcuni, che riguardano la questione dell'eredità e della trasmissione. En effet, ces enjeux narcissiques et oedipiens soumettent le bébé à un héritage avec lequel il doit composer. In effetti questi elementi narcisistici ed edipici sottomettono il bambino a un'eredità con la quale deve fare i conti. Un premier aspect de cet héritage concerne les missions narcissiques dont est porteur tout bébé, tout nouveau-né. Un primo aspetto di questa eredità concerne la missione narcisistica di cui è portatore ogni bambino o ogni neonato. La première de ces missions narcissiques est une mission de continuité narcissique et la seconde est une mission de réparation. La prima di queste missioni narcisistiche è una missione di continuità narcisistica, la seconda è una missione di riparazione. Ces missions ont pour fonction, entre autres et en partie, de confirmer le narcissisme parental menacé par cette épreuve d'altérité. Queste missioni hanno come funzione, tra le altre in parte, di confermare il narcisismo genitoriale minacciato da questa prova di alterità. La mission d'assurer une continuité narcissique a bien été soulignée par Freud, par exemple. La missione di assicurare una continuità narcisistica è stata ben sottolineata, ad esempio, da Freud. L'une des premières missions dont est porteur tout enfant, tout bébé, est d'assurer une illusion de continuité narcissique, de faire revivre et d'assurer l'immortalité du narcissisme parental dont il est porteur, dépositaire. Una delle prime missioni di cui è portatore un bambino è di assicurare un'illusione di continuità narcisistica, di far rivivere e di assicurare l'immortalità del narcisismo genitoriale di cui il depositario è portatore. Sa Majesté du bébé, comme dit Freud, Sua Maestà il bambino, come dice Freud, qui considérait le bébé comme un être idéalisé, che considerava il bambino come un essere idealizzato, Sa Majesté le bébé devra accomplir tous les rêves, tous les désirs que les parents n'ont pas mis à exécution du fait des contraintes imposées par la réalité. Sua Maestà il bambino dovrà realizzare tutti i sogni e desideri che i genitori non hanno messo in atto per via dei limiti della realtà. L'immortalité du moi, battue en brèche par la réalité, retrouve ainsi un lieu sûr chez l'enfant. L'immortalità dell'io, distrutto dalla realtà, ritrova così un luogo sicuro nel bambino. L'amour des parents, si touchant et si enfantin, n'est rien d'autre, dit Freud, que leur narcissisme qui vient de renaître. L'amore dei genitori, così toccante e così infantile, non è altro, dice Freud, che il loro narcisismo che è rinato. Je saute un paragraphe. On peut décrire une deuxième mission du bébé au regard du narcissisme parental. Si può descrivere una seconda missione del bambino riguardo al narcisismo genitoriale. En effet, si la mission de l'enfant est d'assurer la continuité et l'immortalité du narcissisme parental, In effetti, se la missione del bambino è di assicurare la continuità e l'immortalità del narcisismo genitoriale, elle est aussi de réparer l'histoire parentale. essa è anche quella di riparare la storia genitoriale. La deuxième mission de l'enfant est une mission de réparation. La seconda missione del bambino è una missione di riparazione.
Tout adulte a toujours quelque chose à réparer de son histoire infantile. Ogni adulto ha sempre qualcosa da riparare nella sua storia infantile. Et tout enfant a toujours quelque chose à réparer de l'histoire parentale. E ogni bambino ha sempre qualcosa da riparare nella storia genitoriale. Les blessures, les traumatismes, les échecs, les frustrations seront en partie traités par le lien développé entre le parent et l'enfant. Le ferite, i traumi, le sconfitte, le frustrazioni saranno in parte trattate grazie al legame sviluppato tra il genitore e il bambino. Et l'enfant réel aura à faire, aura à porter, aura à débattre avec l'expérience infantile du parent, avec l'enfant blessé, traumatisé, en détresse, qui est resté vivant dans le parent. Il bambino reale dovrà avere a che fare, portare, battersi con l'esperienza infantile del genitore, con il bambino ferito, traumatizzato, in difficoltà, che è rimasto vivo nel genitore. On lui demandera par exemple d'être un bon bébé pour faire vivre au parent qu'il est un bon parent d'un bon enfant. Gli si chiederà ad esempio di essere un buon bambino per far vivere al genitore di essere un buon genitore di un buon bambino. Pour maintenir en vie un bon parent aimant. Per mantenere in vita un buon genitore amorevole. Et cela notamment lorsque le parent a connu, lui, enfant, que des parents insatisfaisants, insensibles, indifférents, non suffisamment aimants à ses yeux. E ciò in particolar modo quando il genitore non ha conosciuto lui stesso, bambino, che dei genitori insoddisfacenti, insensibili, indifferenti, non sufficientemente amorevoli ai suoi occhi. On a toujours, en tant que parent, des expériences infantiles à réparer. Si hanno sempre, in quanto genitori, delle esperienze infantili da riparare. La parentalité contient souvent l'exigence de maintenir en vie un bon parent. La genitorialità contiene spesso l'esigenza di mantenere in vita un buon genitore. La plupart du temps, devenir parent suffit à réparer l'histoire infantile. La maggior parte del tempo diventare genitore è sufficiente a riparare la storia infantile. Quand cela ne suffit pas, ou quand on imagine que cela ne suffira pas, on devient alors psychologue, psychanalyste, médecin, éducateur, puéricultrice, etc. Quando questo non basta, quando si immagina che questo non basterà, si diventa psicologi, psicanalisti, medici, educatori, puéricultori, eccetera. On va passer sa vie à réparer chez les autres ce qu'on n'a pas pu réparer chez soi. Si passa la vita a riparare negli altri ciò che non si è potuto riparare in sé. Il est évident que la façon dont le parent va présenter la réalité, va énoncer les interdits, va poser les limites, sera tributaire du niveau de sa propre demande de réparation de ses expériences infantiles. È evidente che la maniera in cui il genitore presenta la realtà, stabilisce le interdizioni con i limiti, è tributario del livello della propria richiesta di riparazione delle proprie esperienze infantili. Plus le parent agira en réponse à l'enfant qu'il a été et non en réponse aux besoins de l'enfant réel, più il genitore agirà in risposta al bambino che è stato, non in risposta ai bisogni del bambino reale, et plus il sera en difficulté devant l'enfant réel. E più sarà in difficoltà davanti al bambino reale. Et on verra alors par exemple un parent qui ne peut pas mettre de limites. Si vedrà allora ad esempio un genitore che non può mettere dei limiti ou qui ne met des limites que d'une façon cruelle, en sortant lui-même de ses limites. O che mette dei limiti solo in una maniera crudele, uscendo lui stesso dai suoi limiti. Tellement il en veut à l'enfant de le mettre en difficulté. Talmente ce l'ha col bambino per averlo messo in difficoltà. Tellement il lui en veut d'attaquer son sentiment d'être un bon parent, de ne pas lui faire vivre qu'il est un bon parent, de ne pas réparer son expérience infantile d'échec. Talmente ce l'ha con lui per aver attaccato il suo sentimento di essere un buon genitore, di non fargli vivere l'essere un buon genitore, di non riparare la sua esperienza infantile di sconfitta. On voit donc que le bébé n'est pas seulement une majesté, comme disait Freud, il n'est pas seulement cet être idéal que décrivait Freud. Vediamo che quindi il bambino non è soltanto questo essere ideale, questa maestà che scriveva Freud. Il ne mobilise pas seulement les aspects grandioses et idéaux du narcissisme parental. Il non mobilita solo gli aspetti grandiosi e ideali del narcisismo genitoriale. Le bébé est l'objet d'une exigence narcissique telle, il est l'objet de telles attentes narcissiques qu'il peut devenir un objet persécuteur. Il bambino è l'oggetto di un'esigenza narcisistica tale, è l'oggetto di tali attese narcisistiche, che può diventare un oggetto persecutorio. Notamment lorsqu'il impose son altérité. Soprattutto quando impone la sua alterità. Autre point, l'enfant hérite donc des besoins infantiles du parent. Un altro punto è che il bambino eredita i bisogni infantili dei genitori, mais aussi des fantasmes construits par le parent, ma anche di fantasmi costruiti dai genitori, à partir de ces expériences infantiles, notamment oedipiennes et éventuellement traumatiques. A partire dalle loro esperienze infantili, in particolare edipiche ed eventualmente traumatiche.
En effet, l'histoire des parents, notamment l'histoire de leurs expériences oedipiennes et traumatiques, organise des fantasmes qui vont colorer les liens, les relations établies par les parents, entre les parents et entre les parents et leurs enfants. In effetti la storia dei genitori, in particolare la storia delle loro esperienze edipiche e traumatiche, organizza dei fantasmi che colorano i legami, le relazioni stabilite dai genitori, tra i genitori e il loro bambino. Et ces fantasmes seront transmis à l'enfant, E questi fantasmi saranno trasmessi al bambino, à qui on demandera inconsciemment d'occuper une place dans le scénario fantasmatique. a cui si richiederà inconsciamente di occupare un posto nel copione fantasmatico. On peut facilement observer de telles transmissions, de tels effets de transmission entre un parent et un jeune enfant, voire un bébé, à l'occasion des échanges interactifs. Si può facilmente osservare tali trasmissioni, tali effetti della trasmissione tra un genitore e un bambino piccolo in occasione degli scambi interattivi. On peut facilement observer par exemple la façon dont un parent se plaint d'un comportement d'un enfant, d'un bébé, et va induire le comportement craint pour satisfaire des exigences fantasmatiques. Si può facilmente osservare, ad esempio, la maniera in cui un genitore che si lamenta del comportamento del bambino va a indurre il comportamento tenuto per soddisfare delle esigenze fantasmatiche. Le symptôme développé par un enfant peut ainsi souvent s'envisager comme le témoin d'une transmission, mais aussi comme le témoin de la façon dont l'enfant lutte contre l'héritage transmis, se débat avec l'héritage, avec le fantasme transmis. Il sintomo sviluppato da un bambino può così essere spesso inquadrato come testimone di una trasmissione, ma anche come testimone della maniera in cui il bambino lotta contro l'eredità trasmessa, si dibatte contro l'eredità con il fantasma trasmesso e si appropria dell'eredità. Je passe à l'exemple. Par exemple, un très jeune enfant qui pousse ses parents à bout, qui prend des crises de rage à la moindre frustration, qui se roule par terre, qui se frappe la tête par terre, qui frappe ses parents, qui règne en maître tyrannique sur la famille. Ad esempio, quel bambino molto piccolo che spinge i suoi genitori al limite, che ha delle crisi di rabbia alla minima frustrazione, che si rotola per terra, che si batte la testa, che colpisce i suoi genitori e che regna sovrano tirannico sulla famiglia. Après chaque crise, cet enfant s'accroche au corps du parent présent, le père ou la mère, s'enroule de ses bras pour se faire consoler. Dopo ogni crisi, questo bambino si aggrappa al corpo del genitore presente, la madre o il padre, si avvolge nel suo braccio per farsi consolare, Comme s'il fallait aller jusque-là pour faire exister un parent consolateur, un parent aimant, comme s'il n'était jamais sûr de l'amour parental, comme s'il n'était jamais convaincu. come se si dovesse arrivare a tal punto per far esistere un genitore consolatore, un genitore amorevole, come se non fosse mai sicuro dell'amore genitoriale, mai convinto. Il ne supporte pas que ses parents lui résistent, lui échappent, il ne supporte pas de dormir seul, il partage depuis toujours le lit parental. Non sopporta che i genitori gli resistano, gli scappino, non sopporta di dormire solo e condivide da sempre il letto genitoriale. Pour faire très vite, on dira que cet enfant a pour mission de réparer le narcissisme parental, d'assurer la complétude du narcissisme des parents qui se sont unis dans un deuil partagé. Per essere rapidi, si dirà che questo bambino ha come missione di riparare il narcisismo genitoriale, di assicurare la completezza del narcisismo dei genitori che si sono uniti in un lutto condiviso. Cet enfant n'est jamais sûr d'être investi pour lui-même et non pour garantir la tranquillité narcissique des parents. Questo bambino non è mai sicuro di essere investito per se stesso e non per garantire la tranquillità narcisistica dei genitori. Son comportement omnipotent, intolérant, est une façon de dénoncer cet héritage narcissique, de résister à la séduction parentale. Il suo comportamento onnipotente e intollerante è una maniera di denunciare questa eredità narcisistica, di resistere alla seduzione genitoriale. Et par exemple, alors qu'il accepte d'investir son lit, au prix de conflits importants, sa mère lui fait savoir qu'elle l'attend dans le sien. Ad esempio, nel momento in cui accetta di investire il suo letto, a costo di conflitti importanti, la madre gli fa sapere che lo attende nel suo. Qu'elle ne peut pas s'endormir si elle ne retrouve pas le contact tendre avec lui. Cela, car cela la restaure, et d'autre part, cela apaise sa culpabilité d'avoir été méchante pendant toute la journée où elle a dû lutter contre lui, parfois même le violenter. Gli fa sapere che non si può addormentare senza sentire di tenere un contatto con lui, poiché da una parte la ristabilisce, dall'altro appiena i suoi sensi di colpa per essere stato cattivo per tutta la giornata dove ella deve lottare con lui e a volte violentarlo. Mais, et c'est là toute la complexité de la transmission psychique, Ma è questa tutta la complessità della trasmissione psichica. en même temps qu'il dénonce cet héritage, cette mission narcissique,
Nello stesso tempo in cui denuncia questa realtà, questa missione narcisistica, il s'inscrit dans un scénario fantasmatique parental partagé. si iscrive in uno scenario fantasmatico genitoriale condiviso. Il est en effet identifié aux parents qui, enfants, avaient dû l'un et l'autre lutter contre leur propre père tyrannique et cruel. Si è in effetti identificato con i genitori che i bambini avevano dovuto entrambi lottare contro il proprio padre tirannico e crudele, et qui se retrouvent chacun dans cette situation de se sentir identique à leur père cruel dès qu'ils doivent mettre la moindre limite à l'enfant. che si ritrovano ciascuno in questa situazione di sentirsi identici al loro padre crudele appena devono porre il minimo limite al bambino. Cet enfant commémore donc la relation à un père tyrannique, occupe une place dans le fantasme selon lequel il faut protéger un enfant de la violence du père. Questo bambino commemora dunque la relazione al padre tirannico, occupa un posto nel fantasma secondo il quale bisogna proteggere un bambino dalla violenza del padre. Il représente tour à tour le bébé en danger et l'imago parental cruel. Rappresenta di volta in volta il bambino in pericolo e l'imago parentale nel genitoriale crudele. On peut donc dire que les symptômes de l'enfant témoignent à la fois de sa mission et de son échec. Si può dunque dire che i sintomi del bambino testimoniano allo stesso tempo della sua missione e della sua sconfitta. Par ces symptômes, l'enfant répond aux attentes parentales en même temps qu'il les dénonce. Con i suoi sintomi il bambino risponde alle attese genitoriali nello stesso momento in cui le denuncia. L'enfant proteste contre les besoins narcissiques infantiles parentaux et en même temps prend place dans le scénario fantasmatique parental partagé. Il bambino protesta contro i bisogni narcisistici infantili genitoriali e allo stesso tempo prende posto nello scenario fantasmatico genitoriale condiviso. De tels enjeux sont le fait de nombreux symptômes. Di questi elementi sono fatti numerosi sintomi. Et c'est là un des effets ou une des conséquences du travail de l'altérité dans le lien. È uno degli effetti, una delle conseguenze del lavoro dell'autorità nel legame. Je passe au suivant. Si les fantasmes narcissiques et oedipiens font l'objet d'une transmission psychique inconsciente, la filiation et le générationnel mobilisent aussi des fantasmes sur la transmission elle-même. Se i fantasmi narcisistici ed edipici sono l'oggetto di una trasmissione psichica inconscia, anche la filiazione e il generazionale mobilizzano dei fantasmi sulla trasmissione stessa. Il est ainsi important de considérer dans les enjeux de la parentalité et son économie narcissique et oedipienne ce qu'on peut appeler les fantasmes de transmission. È quindi importante considerare, nell'ambito della genitorialità e della sua economia narcisistica ed edipica, ciò che si possono chiamare fantasmi di trasmissione. Tout sujet construit des théories sur les transmissions dont il est l'objet ou l'agent, ou dont il imagine être l'objet. Ogni soggetto costruisce delle teorie sulle trasmissioni di cui è l'oggetto o l'agente, o di cui immagina di essere l'oggetto. Et ces fantasmes de transmission ont des fonctions. E questi fantasmi di trasmissione hanno delle funzioni. Une fonction essentielle de ces fantasmes de transmission, de cette croyance au mythe que l'on peut construire sur la transmission dont on est l'objet, concerne la nécessité de confirmation de la filiation. Una funzione essenziale di questi fantasmi di trasmissione, di questa credenza nei miti che si possono costruire sulla trasmissione di cui si è oggetto, concerne la necessità della conferma della filiazione. L'expérience de devenir parent produit en effet une crise ou une désorganisation à laquelle fait suite une néo-organisation identitaire. L'esperienza di diventare genitore produce in effetti una crisi o una disorganizzazione alla quale fa seguito una neo-organizzazione identitaria. Et on observe très facilement dans le travail de la parentalité le besoin de confirmation de la filiation. Si osserva molto facilmente nel lavoro della genitorialità il bisogno di conferma della filiazione. Un sujet qui devient parent a besoin de redevenir l'enfant de ses parents. Un soggetto che diventa genitore ha bisogno di ridiventare il bambino dei suoi genitori. Et si cela est impossible, à cause de conflits importants, d'éloignement géographique, de décès, si les parents sont morts, d'importants problèmes peuvent survenir. E se questo è impossibile, per via di conflitti importanti, di allontanamento geografico o di decessi, se i genitori sono morti, possono sopravvenire problemi importanti. Ce besoin de confirmation de la filiation repose sur plusieurs raisons. Questo bisogno di conferma della filiazione appoggia su diverse ragioni. D'une part, des raisons narcissiques liées à l'expérience de perte que suppose une telle transformation. Da una parte delle ragioni narcisistiche, legate all'esperienza di perdita che implicano tale trasformazione. D'autre part, des raisons oedipiennes liées à l'expérience de transgression que suppose l'accès à la parentalité.
dall'altra delle ragioni tipiche, legate all'esperienza della trasgressione che suppone l'accesso alla genitorialità. Le désir d'enfant est en effet toujours transgressif. Il desiderio di un bambino in effetti è sempre trasgressivo. Il représente une transgression pour l'enfant oedipien resté vivant dans le parent. Rappresenta una trasgressione per il bambino oedipico rimasto vivo nel genitore. En effet, désirer un enfant, désirer devenir parent, suppose de prendre la place de son propre parent, ce qui peut représenter un meurtre fantastique du parent. In effetti, desiderare un bambino, desiderare di diventare genitore, implica di prendere il posto del proprio genitore, cioè può rappresentare un omicidio fantasmatico del genitore. C'est pourquoi l'enfant oedipien, qui est toujours vivant à l'intérieur du parent, est convaincu que la sexualité et la parentalité sont interdites au sujet, sont réservées à la génération antérieure. E per questo il bambino oedipico è sempre vivo all'interno del genitore ed è convinto che la sessualità o la genitorialità siano proibite al soggetto e siano riservate alla generazione precedente. C'est ce même besoin de confirmation de la filiation qui pousse les membres d'une famille réunis autour du berceau d'un bébé, comme on peut l'observer très facilement dans un service hospitalier de maternité. È lo stesso bisogno di conferma della filiazione che spinge i membri di una famiglia riuniti attorno alla culla del bambino, come si può osservare molto facilmente in un reparto ospedaliero di maternità, A toujours trouvé chez le bébé des signes de ressemblance avec le père, la mère, un oncle, une grand-mère, un ancêtre. a trovare sempre nel bambino segni di somiglianza con il padre, la madre, uno zio, una nonna, un antenato. C'est la première chose que fait la famille quand ils viennent visiter un bébé, c'est de chercher des signes de ressemblance. E la prima cosa che una famiglia fa quando si riunisce intorno a un neonato è di cercare dei segni di somiglianza. Et je dis toujours, même si dans le berceau on mettait le bébé de la voisine, les gens continueraient de trouver des signes de ressemblance. E dico sempre che se anche nella culla si mettesse il bambino di una vicina, la gente che lo vista continuerebbe a trovare le somiglianze. Parce que ce besoin est impérieux. Perché questo bisogno è imperioso. Le besoin de trouver des traces de la filiation chez le bébé témoigne du poids d'altérité que contiennent la découverte et la rencontre du bébé. Il bisogno di trovare delle tracce della filiazione nel bambino sono testimonianze del peso dell'alterità che contiene la scoperta e l'incontro con il bambino. La confirmation de la filiation réduit l'altérité. La conferma della filiazione riduce l'alterità. Si la confirmation de la filiation réduit l'altérité, elle confirme aussi l'humanité du bébé. Se la conferma della filiazione riduce l'alterità, conferma anche l'umanità del bambino. Car derrière l'épreuve d'altérité, c'est aussi la question de l'humanité du bébé qui est posée. Poiché dietro la prova d'alterità si pone anche la questione dell'umanità del bambino. L'humanité du bébé n'est pas donnée en soi, elle se construit. L'umanità del bambino non è data in sé, ma si costruisce. De nombreux bébés sont dénommés par leur mère ou leur père, en France en tout cas, en Italie je ne sais pas, par des noms d'animaux. Numerosi bambini sono chiamati dalla madre, dal padre, almeno in Francia, con dei nomi di animali. Ma puce, ma grenouille, mon lapin, La mia pulce, la mia ranocchia, il mio coniglio, la crevette. il gamberetto. Parfois ces noms sont moins poétiques. A volte questi nomi sono meno poetici. Mon crapaud, Il mio rospo, voire ma crotte, il mio sterco. c'est à peine humain. Ce sont d'une part les compétences du bébé, ses compétences interactives, ses compétences à envoyer des messages, Sono da una parte le competenze del bambino, le sue competenze interattive, la sua capacità di inviare dei messaggi, et d'autre part les capacités parentales à interpréter les expressions du bébé, à prêter du sens à ces manifestations, comme je le disais tout à l'heure, e dall'altra parte le capacità genitoriali di interpretare le espressioni del bambino, a donare un senso alle sue manifestazioni, come abbiamo detto, qui permettent que se développe le sentiment d'humanité du bébé. che permettono che si sviluppi il sentimento di umanità del bambino. Et on connaît, je cite une phrase, on connaît les distorsions et les catastrophes qui peuvent se produire, soit lorsque le bébé est en difficulté pour envoyer des messages identifiables, E conosciamo le distorsioni, le catastrofi che possono avere luogo quando il bambino è in difficoltà nell'inviare dei messaggi identificabili, parce qu'il a souffert, parce qu'il est porteur d'une anomalie, d'un handicap, d'une déficience, o che ha sofferto, o perché è portatore di un'anomalia, di un handicap, di una deficienza, soit lorsque l'environnement n'est pas disponible pour prêter du sens aux manifestations du bébé, oppure quando l'ambiente non è disponibile a donare un senso alle manifestazioni del bambino, pour raison par exemple de dépression, come ad esempio per causa di una depressione, soit lorsque ces deux conditions se réunissent. oppure quando queste due condizioni si uniscono. La nécessité de confirmer la filiation, de se reconnaître dans le bébé et de se reconnaître comme enfant de ses parents répond à la perturbation critique que produit la parentalité et à l'épreuve d'altérité qu'impose le bébé.
necessità di confermare la filiazione, di riconoscersi nel bambino e di riconoscersi come bambino dei propri genitori, risponde alla perturbazione critica che produce la genitorialità e alla prova di alterità che impone il bambino. Un mot pour terminer, les fantasmes de transmission seront particulièrement actifs dans les situations traumatiques de rencontre avec un bébé porteur d'une anomalie, d'un handicap, d'une psychopathologie grave et précoce. I fantasmi di filiazione, infatti, saranno particolarmente attivi nelle situazioni traumatiche, incontro con un bambino portatore con un'anomalia, un handicap, una psicopatologia grave e precoce. Dans ces contextes, les fantasmes, les mythes selon lesquels la pathologie dont est porteur l'enfant a été héritée d'un ancêtre, in questi contesti, fantasmi, miti, secondo i quali la patologia di cui è portatore il bambino è stata ereditata da un antenato, auront d'abord une fonction d'innocentation. Je n'y suis pour rien puisque ça vient d'un autre, ça vient d'un ancêtre. avranno all'inizio la funzione di rendere innocenti. Non io non c'entro niente poiché questo viene da un altro, da un antenato. Ils auront aussi une fonction de suture du lien de filiation, d'inscription de l'enfant dans la lignée généalogique. Cet enfant qui me fait vivre une altérité absolue, qui est hors génération, est en fait bien des nôtres, puisque ce dont il est porteur a été hérité. Avranno anche una funzione di sutura del legame di filiazione, l'iscrizione del bambino nel lignaggio genealogico. È un bambino che mi fa dire un'alterità assoluta che è fuori dalla generazione, è infatti uno dei nostri perché ciò di cui il portatore è stato ereditato. Tout cela indépendamment de la réalité d'une transmission biologique. Tutto ciò indipendentemente dalla realtà di una trasmissione biologica. Même si le fantasme peut se servir de la réalité biologique. Anche se il fantasma può servirsi della realtà biologica. L'enjeu est ici psychique. Il nodo qui è psichico. Il concerne la place subjective de l'enfant dans la filiation, il concerne le lien intersubjectif entre le parent et l'enfant. Riguarda il posto soggettivo del bambino nella filiazione, riguarda il legame intersoggettivo tra il genitore e il bambino. Voilà comment le lien travaille l'altérité et comment il est lui-même travaillé par l'altérité. Ecco dunque come il legame lavora l'alterità, come a sua volta è lavorato dall'alterità. À la fois dans les situations de parentalité ordinaire Allo stesso tempo nelle situazioni di genitorialità ordinaria et dans les situations où la rencontre parent-bébé est marquée par le traumatisme. e nelle situazioni in cui l'incontro genitore-bambino è segnato dal trauma. Vi ringrazio per l'ascolto e per l'attenzione.